Ieri si è svolta la giornata mondiale e nazionale del ricordo delle vittime della strada, una scia di sangue senza precedenti anche sulle strade della nostra provincia, tante le famiglie che hanno perso i loro cari in incidenti stradali, che si sono unite insieme alle istituzioni civili, militari e religiose per ricordare le vittime. Un mazzo di fiori è stato deposto alla Villa Bonfiglio di Agrigento da parte dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. Poi nella Basilica dell'Immacolata celebrata la Santa Messa officiata dal Vescovo Alessandro Damiano, reduce anch'esso da un incidente stradale. Presente Carmelina Nobile, referente dell'associazione e mamma di Giuseppe Di Stefano, morto 8 anni fa nel corso di un grave incidente stradale incontrata a Maddalusa. Oggi ricordiamo le vittime della strada in una settimana particolare con 3 morti sulle strade agrigentine. Sì, infatti oggi è una giornata un po' pesante, più del dovuto, anche se noi battiamo sempre su questa tematica, cerchiamo di sensibilizzare al massimo sia l'utente della strada che le istituzioni per raggiungere l'obiettivo che si propone l'Europa e che noi cerchiamo di fronteggiare, che è quello della riduzione delle vittime entro il 2030 del 50% e dell'azzeramento a 0 vittime entro il 2050. Certo, noi cerchiamo di appunto portare avanti questo progetto, però come si dimostrano invece dati, ci sono persone che ancora continuano a morire sulle strade e per noi come associazione, familiari in primo tempo e poi come associazione è una sconfitta quando anche un solo soggetto muore sulla strada. Soprattutto giovani. Soprattutto giovani. I giovani sono quelli più delicati, più sensibili da attenzionare come soggetti, oltre naturalmente ai bambini, però i giovani sono quelli che hanno pure più possibilità di distrazioni, infatti con i cellulari, con l'alta velocità, sono sempre quelle le cause che maggiormente portano alla morte.